Atleticamente, appuntamento di formazione ed aggiornamento dedicato all'atletica leggera, è giunto alla 6ª edizione. Tema del convegno 2010, l'utopia del talento, affinché la teoria diventi pratica. Abbiamo trattato l'avviamento all'atletica leggera di tutti, ma in particolare di quei ragazzi che abbiano dimostrato delle particolari qualità e attitudini che in questa fascia d'età trovano anche delle distrazioni, spesso purtroppo smettono. Quindi ci siamo confrontati con i maggiori esperti a livello nazionale ma anche a livello internazionale come Malina, l'americano Malina e il francese Guazzolì, per tirare delle somme, avere delle indicazioni per sbagliare il meno possibile in questo campo e avere dei risultati nell'immediato, anche nell'immediato futuro. Ormai è molto collaudato e si vede anche una partecipazione che è stata di altissimo livello. Certamente abbiamo bisogno di parlarci tra di noi, parlare anche di atletica, parlare del livello che è l'atletica e come si deve portare avanti questo grande progetto dell'atletica. Credo che questa edizione di Atleticamente si collochi tra le migliori, ma soprattutto riconfermi che questo appuntamento di novembre ad Abano Terme presso la Fidia è l'appuntamento alto della cultura della pratica motoria sportiva e della strategia di allenamento in Italia. Più di 200 le presenze tra tecnici e studenti di scienze motorie nella 2 giorni organizzata dalla FIDAL Veneto il 6 e 7 novembre scorsi in collaborazione con il CONI regionale e provinciale di Padova, con la Scuola regionale dello sport e con il Centro Studi della Federazione Italiana. Teatro dell'evento il bellissimo Auditorium Fidia ad Abano Terme, messo a disposizione anche quest'anno dalla Fidia Farmaceutici. Un ottimo rapporto consolidato proprio dalla presenza continua loro in questo auditorium, questo bellissimo edificio che noi utilizziamo per aiutare tutte queste attività, non solamente la Fidal ma tutte quelle attività del territorio che sono importanti per lo sviluppo di questa società. La Federazione Italiana di Atletica Leggera incentiva il dialogo con i tecnici sul territorio e loda il Veneto come una delle regioni di punta dell'intero movimento nazionale. Il Veneto per l'atletica italiana è una delle regioni fondamentali, una delle regioni guida. Diciamo che Veneto e Lombardia sono le 2 regioni che più danno linfa all'atletica nazionale, sia per quanto riguarda gli atleti sia per quanto riguarda i tecnici e le società. Portare e tenere una manifestazione come questa nel Veneto diventa importante anche per questo motivo, anche e soprattutto per questo motivo. Da sempre è un riferimento per l'atletica italiana, in particolare a livello giovanile, ma non per motivi tra virgolette casuali. È una situazione sistematica che nasce da una presenza di società ma soprattutto di tecnici. Dalla FIDAL nazionale dunque un plauso ai tecnici che proprio in Veneto fanno un gran lavoro soprattutto con e per i giovani. Seguo naturalmente sempre i giovani, nel Bassanese abbiamo un bel movimento perché lavoriamo con le scuole. Io seguo da 15 anni il gioco atletica nelle scuole, abbiamo 1500 bambini in campo ogni anno, al mese di maggio nel gioco finale, quindi anche solo come spettacolo in sé è una cosa che riempie il cuore. Quest'anno al Criterium nazionale che si è svolto a Cles nei primi giorni di ottobre abbiamo ottenuto 10 vittorie con i nostri ragazzi, siamo stati la prima regione per numero di medaglie e abbiamo quasi confermato la vittoria dell'anno precedente che avevamo ottenuto a Desenzano.